È una giornata bellissima, sì, è una giornata bellissima. Dalla mia acropoli montelliana, lo scenario è magnifico. Il mio intelletto è sempre vivido e io resto sempre criptico. È sempre mistico. Il galantuomo disilluso, senti un po'? Vai. Faccio colazione dopo una passeggiata. La giornata sembra bella, sembra soleggiata. Vado in centro, compro un bel libro che mi gusterò quando giungerà il meriggio. Prima studio un po' e dopo lavoricchio. La TV dicono che è morto Beppe Vessicchio. Tutto finisce, tutto muta. La gente parla alla rinfusa. Io prego la mia musa. Ho saghe letterarie nella testa già pronte. Personaggi letterari più forti della morte. Di storie ne ho molte, le mie rime son sciolte. Non mi interessa essere il più forte. Faccio i conti con il tempo che passa mentre leggo la Bibbia nella mia stanza. Cerco risposte dal Signore, chissà si ascolta. Per essere se stessi ci vuole una gran forza. Sono sempre di corsa, immerso in mille storie. Non riesco mai a fidarmi delle persone e di consolazione custodire i ricordi. Chissà che rimarrà di tutti questi giorni. Cosa farò da adulto? Ho più di un dubbio, mi sento un po' svuotato. Sono stufo di tutto, sono agitato, forse un po' demotivato, un po' arrabbiato. Mi vedo un po' invecchiato. Magari farò il professore oppure lo scrittore, oppure tutte e due le cose chiaramente con passione. Non voglio essere il migliore, ma migliore di com'ero. Penso alle armonie del mondo come Keplero. Credo in ciò che vedo come San Tommaso. Nonostante tutto me la cavo, sono un galantuomo savio. Cerco un segno dalla vita quotidiana mentre penso al domani dalla mia acropoli montelliana. Solite giornate, alcune vissute a pieno, altre buttate. Solite giornate con cui faccio i conti. Solite giornate tra timori e sogni. Solite giornate sono le solite giornate, alcune vissute a pieno, altre buttate. Solite giornate con cui faccio i conti. Solite giornate tra timori e sogni. Già. Solite giornate tra timori e sogni che io vivo e descrivo dalla mia acropoli montelliana con il lessico che ammalia.